Oggi Isola Verde vi porta a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. Questo luogo meraviglioso dal punto di vista naturalistico e archeologico. Ma ci dovete seguire per scoprire questa meravigliosa cittadina. Andiamo! È un racconto completo quello che vi facciamo con Isola Verde ed è un racconto che ha un ospite d'eccezione che è proprio l'assessore Salvatore Barbagallo, assessore regionale al quale ovviamente do anche oggi il benvenuto, e oggi per parlare di un altro prodotto siciliano che è di assoluta eccellenza, ovvero il nostro olio in tutte le sue tipologie, in tutte le diverse province siciliane. L'olio siciliano è veramente un tesoro per tutti noi, assessore. Sì, l'olevicoltura si è sviluppata in molte zone della Sicilia, molte province siciliane sono ormai interessate, ci sono importanti investimenti in Sicilia. L'importanza dell'olio da parte della regione siciliana è testimoniata anche dal fatto che il nostro istituto, che prima si occupava, l'IRVO, che prima si occupava solo di vino, oggi si occupa anche di olio, proprio per supportare il settore e trasferire delle innovazioni che consentono di valorizzare questo prodotto. Il prodotto è molto ricercato nel mondo. Qualche anno fa, anche soprattutto nei tempi in cui le produzioni sono limitate, c'è una carenza di produzione, c'è una forte richiesta da parte di molti stati, dagli Stati Uniti per esempio in particolare, dove non si riesce a far fronte a tutte le richieste che ci provengono da questi stati, per cui la regione siciliana, anche attraverso il PSR, deve investire ulteriormente in questo settore per cercare di valorizzare ulteriormente questo straordinario prodotto. Fino a qualche decennio fa si pensava che l'olio italiano buono fosse soltanto l'olio del nord Italia, e oggi invece sempre più spesso a vincere i premi, ma vincere i premi importanti sono gli oli siciliani. E anche in questo caso, assessore, mi è capitato di incontrare imprenditori che mi hanno raccontato e spiegato come grazie al PSR, come grazie alla regione, quel particolare macchinario che magari permette di fare la frangitura dell'olio a freddo sia in quell'azienda. Quindi è un rapporto di collaborazione continua che c'è fra l'ente regione e l'imprenditore, anche nel caso dell'olio. Certamente l'olio non è più solo Toscana, non è solo Puglia, ma è anche Sicilia. Le innovazioni di tipo culturale, di cultivar, le innovazioni tecnologiche anche e l'ammodernamento dei frantoi. La regione siciliana ha investito risorse finanziarie veramente rilevanti per ammodernare i frantoi. Oggi ci sono dei frantoi che sono dei veri gioielli in Sicilia. Tutto diverso rispetto ai nostri nonni, rispetto a 30-40 anni fa, dove appunto il frantoio era un ambiente molto rustico. Oggi invito tutti ad andare a visitare questi frantoi, e anche il turismo dell'olio è un fatto molto importante che si associa all'enoturismo, per cui la Sicilia è all'avanguardia in questi settori. Grazie assessore, come sempre la Sicilia è all'avanguardia. L'assessore vi ha invitato a visitare i frantoi e credo che noi con Isola Verde vi abbiamo dato un bel assaggio di questi frantoi siciliani attivi, che veramente riescono a regalare dei prodotti magnifici in giro per tutto il mondo. Il racconto di Isola Verde continua tra poco, restate con noi. Sono con il sindaco Leonardo Burgio,
che ci racconterà questo centro, che ho scoperto che sono tante cose. Intanto dietro stanno preparando i ragazzi dell'alberghiero e non solo, tante prelibatezze. Signor Sindaco. Innanzitutto vi ringrazio per la vostra presenza e per la vostra attenzione, perché naturalmente i media la fanno da padrona, come si suol dire. E noi oggi siamo felici, grazie anche all'assessorato all'agricoltura che ci ha dato questa opportunità di ospitarvi nel nostro paese, che è un paese di 6.000 abitanti o poco meno, un paese che è stato premiato paese free buca, perché siamo uno dei pochi paesi che può vantare un manto stradale senza alcuna buca, e una su tutti alla fine il fatto che comunque Serra di Falco è il paese tra i primi in Italia per aver intercettato fondi ministeriali, europei o regionali rispetto al numero di abitanti. Siamo a 43 milioni di euro di finanziamenti ricevuti in appena 10 anni. Signor Sindaco, io sono rimasto proprio colpito, perché a Serra di Falco mi sembra che voi siete virtuosi. Questo mi fa molto piacere, e la cosa che mi fa ancora più piacere è vedere tantissimi giovani che fanno sport. Quindi noi non licenziamo il sindaco, perché lo ritroviamo nel momento in cui faremo il brindisi finale, ma vediamo e facciamo vedere agli amici di Isola Verde il ben di Dio che stanno preparando. Quindi andiamo. Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, è uno di quei luoghi dove la natura e la storia si uniscono perfettamente. Prima di arrivare ci si imbatte in rocce dalle forme particolari, note come Serra del Falcone, dove un tempo nidificavano i falchi, dando forse origine al nome del paese. Il territorio, ricco di giacimenti di zolfo, è conosciuto come il paese delle miniere delle tradizioni. Il centro storico è un tesoro di bellezze artistiche, con il Palazzo Ducale e il Palazzo del Barone, che si fronteggiano lungo la via Duca e la Chiesa Madre, intitolata a San Leonardo Abate, patrono della città. Non può mancare una visita alla chiesa di San Francesco, situata nella piazza che porta il suo nome in stile barocco, è la chiesa più antica del paese. I dintorni offrono panorami spettacolari, come quelli che si godono da Monte Calvario, che offre una vista unica sui paesi del Vallone, e la riserva naturale Lago Soprano, conosciuto anche con il nome di Lago Cuba. Non finisce mai di stupirmi questa trasmissione, perché mi permette di fare viaggi meravigliosi. Sono appena salito a bordo della Jeep del CAI, grazie al nostro amico Lillo, che tra l'altro è un veterano di queste zone, e mi sta proprio portando nella pancia del Monte Conca, e proprio qui non solo vi parleremo di questa riserva, ma conosceremo anche il direttore Giovanni Macaluso. Vi dico immediatamente, ci troviamo in territorio di Caltanissetta, in realtà, anche se geograficamente probabilmente siamo più vicini alla città di Agrigento. Comunque questo è il territorio di Caltanissetta, è proprio il territorio di Campofranco. Da questa parte vediamo uno scorcio di tutto quello che questa riserva naturale ha in serbo per i tantissimi appassionati, e non solo. È uno dei tanti luoghi magici che abbiamo raccontato e che raccontiamo attraverso Isola Verde. Insomma, comincia così il racconto adesso di un'altra riserva naturale istituita nel 1995. Vi parleremo della grotta, vi parleremo dell'inghiottitoio, della risorgenza, vi parleremo delle tante meraviglie che è in serbo per noi la riserva naturale di Monte Conca. Amici di Isola Verde, vi presento un nuovo amico, un altro amico. Stiamo facendo la conoscenza veramente con siciliani formidabili in questo periodo. Lui è Giovanni Macaluso. Ciao Giovanni, benvenuto a Isola Verde. Grazie, ed è a voi. il direttore di questo ennesimo luogo magnifico che vi raccontiamo attraverso la nostra trasmissione, la riserva naturale di Monte Conca, che è un luogo, a vederlo, già magico. E prima, parlando con Giovanni, mi spiegavi che qui la flora e la fauna sono particolarissime, proprio perché la conformazione
formazione di questi luoghi dà, che sono ad esempio l'habitat ideale ai rapaci. Esatto, sì, grazie proprio alla presenza di queste pareti a strapiombo dei monti che ci attorniano, loro hanno la possibilità di trovare spazio per la loro nidificazione e oltretutto, essendoci pure una bassa alberatura, è il campo ideale per la caccia di questi belli. I rapaci qui possono stare. Qui c'è anche un tipo particolare di aquila che si trova soltanto in Sicilia. Sì, è l'aquila del Bonelli, è un'aquila, diciamo, che vive solamente in Sicilia e in Italia e che noi qui nell'area troviamo e vediamo svolazzare sui nostri cieli. E finché la vedremo svolazzare possiamo stare tranquilli, vuol dire che questa zona è una zona di riserva naturale. E alle nostre spalle c'è il Ponte Romano, quello che viene chiamato il Ponte Romano, e sotto il fiume Salito. Una volta si chiamava Salito, oggi si chiama Gallodoro, fiume che si chiama così perché è uno dei pochissimi fiumi salati di Sicilia. Sì, esatto, la sua acqua è il salmastra, quindi infatti acquisisce questa salinità perché attraversa dei terreni dove appunto si arricchisce di questi sali che sono frutto di quello che è stata la formazione di questi territori, soprattutto nella zona gessoso-solfifera del Nisseno, di cui noi facciamo parte, e che si è formata tra i 12 e i 6 milioni di anni fa, quando il Mediterraneo si è chiuso, è diventato un grande lago e quindi questi sali si sono depositati e quindi si sono formate queste aree che ora vengono attraversate e quindi vengono attraversate da questo fiume che poi scendendo a valle incontra il Platani. Esatto. E prosegue il suo percorso verso Licata. Senti Giovanni, devo chiederti da direttore, ecco, in questo momento questa zona che periodo storico vive? È un periodo storico di attenzione, di investimento? Come... Ma diciamo che no, diciamo, non è un grande periodo storico, diciamo, però dal punto di vista naturalistico, diciamo, è abbastanza tranquillo. Giovanni, grazie infinite. Grazie a voi per essere venuti, per averci accolto, per averci fatto questo racconto meraviglioso di un altro luogo siciliano che merita di essere raccontato. Questo è quello che stiamo facendo con Isola Verde. Noi andiamo avanti e indietro, su e giù, da nord a sud, da est a ovest della nostra isola, e proprio alla ricerca di questi luoghi, e perché voi lo sapete, io lo ripeto ormai da tanto tempo, soltanto conoscendo i nostri luoghi potremo imparare ad amarli. Restate con noi. Mi trovo con l'ispettore provinciale agricoltura Giuseppe Calafiore e con lo storico Sergio Milazzo. Una domanda per uno. Allora, il territorio qua mi sembra che di prodotti ne ha, ma l'ispettorato che cosa fa? Anzi, l'ispettore che cosa fa per questo territorio? Allora, tutta l'attività dei finanziamenti della comunità europea vengono fatte poi attraverso il Dipartimento dell'Agricoltura, che ha i suoi bracci negli ispettorati, che sono le sezioni operative della comunità europea. È tutto quindi quello che lei vede, quindi sono frutto di diversi interventi che sono stati finanziati dalla comunità europea. Quindi qua abbiamo tutta la rappresentazione, di cui mi permetto di evidenziare un'azienda, la coltivazione dello zafferano, che è molto difficile e parecchio che sia unica in tutta la Sicilia, e poi ci sono qui un'infinità di prodotti. Lo zafferano, io sono un produttore di zafferano e so che fatica c'è in mezzo al raccolto, alla produzione di questo zafferano, quindi mi sembra che state facendo un buon lavoro e che questi soldi in qualche maniera sono investiti bene. Dal punto di vista storico e soprattutto archeologico, che cosa mi racconti brevemente? Serra di Falco è un piccolo centro di epoca moderna, ma le cui origini sono antichissime. Basta pensare al sito di Grotta d'Acqua, ci ritroviamo a 5 km da Serra di Falco, dove c'è un insediamento sicano e tombe a Tolos di epoca bizantina, quindi Grotta d'Acqua è un grande volano per la nostra città. Ma Serra di Falco è anche città delle miniere, delle tradizioni. Basti pensare alla miniera Apaforte, dove sono presenti ancora gli antichi spogliatoi, le discenterie, oppure basti pensare anche ai forni GIL o quelli di prima generazione degli inizi dell'Ottocento. Ma Serra di Falco offre tantissimo a livello artistico, basti pensare alla Maggiore Chiesa, la Chiesa San Leonardo, o alle cripte che stiamo cercando di portare
alla scoperta, grazie alla sinergia dell'associazione di cui mi onoro in questo momento di rappresentare, la Serra del Falco, ma sempre in comunione con l'amministrazione comunale guidata dal nostro sindaco, che ci aiuta sempre in tutti i nostri progetti culturali. Questo è un piccolo polmone che mi sembra che dal punto di vista archeologico sta facendo bene, c'ha un sindaco con una squadra altrettanto all'altezza. Voi continuate a lavorare così e io intanto mi guardo tutte queste creazioni, quindi ci vediamo tra poco. Proprio nel cuore delle colline di Caltanissetta oggi parte il racconto di Isola Verde e voglio raccontarvi della capra girgentana, questo presidio slow food che è salvato grazie al lavoro di Luca Cammarata, un allevatore che oggi vi presenterò, che pensate si è innamorato dell'allevamento quando era ragazzino grazie agli insegnamenti del nonno e che ha rinunciato a una vita più agiata, più facile, di dipendente, proprio per vivere ogni giorno a contatto con questa meravigliosa natura. Lui è Luca Cammarata. Luca, piacere. Buongiorno, eccoci qua, siamo arrivati nel cuore delle colline di Caltanissetta e pensate che qui Luca Cammarata alleva la capra girgentana, che è una razza pregiatissima e anche una razza molto rara di capra. Luca, quando inizia per te questa storia di allevamento con le capre girgentane? Mi hanno coinvolto in questo progetto circa 2 anni fa. Un carissimo amico mio, ci siamo incontrati quasi per caso, lui è allevatore e casaro di capra girgentana. Ho chiesto io una mano d'aiuto a Giacomo e Giacomo mi ha detto portiamo avanti il progetto della girgentana, una cosa spettacolare. Luca, da profano, ovviamente la capra girgentana viene riconosciuta da queste corna che sono delle vere e proprie opere d'arte. Corna spiralate o a cavaturaccio, qualcuno dice. Ecco, infatti, perché sembrano proprio cavaturaccioli. Sì. Si differenzia per la delicatezza del latte che fa un latte molto delicato. Vengono multe 2 volte al giorno, dopo la mungitura il collega li esce, li fa pascolare, stasera rientrano, se c'è bisogno diamo un'integrazione di fieno, quindi di foraggio secco, di granaglie prodotti in azienda, e questa è la vita delle nostre capre. Ma che meraviglia, è una bella vita, va aggiunto. So che tra l'altro il latte di queste capre è anche molto ricco di zolfo, perché questi terreni hanno molto zolfo. È ricco di zolfo perché i nostri terreni, hai detto bene tu Ruggero, sono ricchi di zolfo e la capra in qualche modo lo trasmette al prodotto finito. È vero che le corna della girgentana hanno bisogno di una cura particolare, c'è chi addirittura utilizza dei tubi d'acciaio per farle crescere in maniera tale che non si attorciglino fra loro? C'è chi utilizza dei tubi d'acciaio, c'è chi mette un panno caldo per raddrizzare il tiro, quindi per farle un po' più dritte, sì, hanno bisogno molta cura. È una capra un po' difficile da allevare, però dà grandi soddisfazioni. Siamo all'interno del laboratorio del caseificio. Luca già ci ha raccontato tante meraviglie su questa razza straordinaria di capra che è la capra girgentana, e oggi Luca mi stavi raccontando, arrivando qui, che c'è la preparazione di un formaggio molto particolare che si chiama il fico. Si chiama ficu. Ficu in siciliano, sì. Ecco il ficu. È una ricetta che a noi ci tramandano casari che prima di noi l'hanno messa a punto, allevatori di capra girgentana, che noi portiamo avanti, che ha un grande successo perché tecnicamente è una robbiola di latte di capra girgentana, dopo di ciò viene fatta asciugare nei teli e successivamente viene salata, fatta a palla e avvolta nelle foglie di fico. Così, ci arriveremo poi, ecco, questo è il prodotto finale. Lasciamo questo in lavorazione, ti chiedo invece di venire con me da questa parte perché devi raccontarmi, vieni, gira pure da questa parte, vieni da questa parte, ti chiedo di venire con me da questa parte perché qui invece abbiamo il prodotto finito. E allora, questo è il fico. Questo è il fico, sì. Questo è il fico che quando viene asciugato viene salato e avvolto nelle foglie di fico. Questo qua lo possiamo anche tagliare, vedete un po' com'è, te lo faccio assaggiare perché tu sei molto curioso, bravo. Ha capito subito. Bravo. Bisogna essere ma anche una consistenza spettacolare questo formaggio. Ha una consistenza tipo robbiola, spalmabile.
Questo con le mani lo posso Se prendere? c'è un pezzetto di fogliolina la puoi mangiare. Spettacolare. Luca mi sta facendo fare una passeggiata stupenda, adesso siamo all'interno della casera con una temperatura, dico, particolarmente bassa, e qui abbiamo ancora un altro po' di meraviglie che tu produci grazie alla capra girgentana. Cosa c'è qui? Gli ultimi formaggi in stagionatura, piccoli talè, un talè grande, queste sono delle caciotte, le mettiamo in questa casera, hai detto bene tu Ruggero, dove vengono affinati, stagionati i nostri formaggi, poi ci sono degli angoli dove si riduce l'aria e si aumenta l'umidità per far fare le fioriture ai formaggi, e questo è quanto riusciamo a fare con il latte della capra girgentana. Ma guarda, siete veramente fantastici, sei un uomo magnifico e ci salutiamo con Luca tra pochissimo perché voglio raccontarvi un'altra bella storia che lo vede protagonista, ma tutto questo tra pochissimo sempre qui con Isola Verde. Luca, io non posso che ringraziarti per questa passeggiata così bella che mi hai fatto fare oggi all'interno della tua azienda, e però voglio chiudere raccontando, come vi avevo promesso prima, un'ulteriore storia. Intanto alle nostre spalle c'è il lago artificiale, l'invaso lo vediamo purtroppo in questo momento praticamente privo d'acqua, ma la speranza è l'ultima a morire. Luca, salutiamoci con un messaggio positivo. Speriamo che piova, sì, quella è una grande opera, l'abbiamo realizzata con l'aiuto dell'assessorato all'agricoltura con un bando che cofinanzia l'opera. È un'opera importante, speriamo che piove e cerchiamo di invertire questa rotta della siccità, perché a noi ci interessa questo. E prima di salutare Luca però voglio raccontarvi un'altra bellissima storia, perché Luca è riuscito ad entrare in possesso di un terreno confiscato alla mafia, il terreno in contrada Mimiani, spero di non sbagliare, e anche lì hai continuato ad attivare questo percorso virtuoso, restituendo a questa terra e quindi restituendo ai siciliani un pezzo ma veramente di terreno che altrimenti avrebbe fatto una brutta fine. Certamente, gestiamo Mimiani, una bellissima azienda. Su Mimiani abbiamo un gruppo di mucche del suino nero. Oggi Mimiani è del comune di Caltanissetta, quindi i padroni di casa sono loro, noi continuiamo a gestirla, con loro stiamo cercando di attivare dei progetti di agricoltura sociale, e quindi cerchiamo sempre di fare qualcosa e di avere, speriamo, delle ricadute positive su questo territorio che ne ha tanto bisogno. Luca, io ti ringrazio infinitamente. Oggi vi abbiamo raccontato una storia che sta di biologico, che sta di sostenibile, che sta di siciliano, che parla di tradizione ma che guarda al futuro, e noi siciliani abbiamo bisogno di tutto ciò, anche per fare in modo che i nostri giovani si innamorino sempre di più di questa terra, delle nostre pietre, e scelgano di restare qua e di investire qui. Luca, grazie veramente. È stato un piacere. Grazie infinite, grazie di tutto, per i racconti che mi hai fatto, per la conoscenza che mi hai regalato. Il racconto di Isola Verde è questo, no? Raccontare questi pezzi di Sicilia che ci fanno emozionare, che producono e che ci fanno innamorare, e il racconto come sempre continua. Professor Chianetta, lei è il docente di questo meraviglioso istituto, Angelo Di Rocco. Che cosa mi racconta? Questi ragazzi sono bravi? Siete riusciti a trasferirgli questa passione, oppure stanno in un progetto scolastico soltanto perché si diceva che nelle scuole alberghiere si faceva poco? Secondo me invece oggi c'è più l'opportunità di imparare un mestiere. Come li vede questi ragazzi? Sì, no, l'alberghiera non si fa poco. Io credo che è una delle scuole che veramente, in qualche modo dà la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Noi abbiamo tante testimonianze dei nostri alunni che si sono già diplomati. Alcuni sono all'estero perché hanno scelto questa, hanno la possibilità anche di viaggiare, perché dove c'è benessere, e là noi troviamo il nostro lavoro, e loro sono già impegnati sia all'estero anche in Italia. Me lo introduce questo chef, questo giovane chef? È un decano. D'altra parte ho un'esperienza abbastanza vasta, perché ho frequentato anche io parecchi ristoranti di cui anche ora tuttora sono in pieno ritmo di lavoro, come Villa Io mi chiamo chef Ottavio Miraglia.
decano di cucina, quindi una vita che svolgo questa professione, e di cui ho portato questa tipologia di piatto che sarebbe pitirri, che è un piatto che risale anticamente, che è stato fatto con la pasta è fatta con i grani tumminia. Tipico, e anche sperciasacche, si fa un miscelo di tumminia e sperciasacche. Quindi questo qui è un piatto tipico della zona che è più che altro no, della zona nissena, perché dedicatemi natura. Sono i pitirri, che sono un assieme di verdure miste che sono spontanee, come bietole, cicoria, asparagi, tutte queste verdure che lei vede qua è un piatto sano e genuino. Io vi ringrazio per il lavoro che fate, grazie mille. Grazie a voi. Il racconto di Isola Verde ci porta oggi in territorio di Butera e mi fa raccontare una storia molto bella, che è la storia della mandorla siciliana. Vi presento immediatamente il nostro amico Rocco Selvaggio. Rocco, benvenuto a Isola Verde. Pensate, lui è il presidente del consorzio, la cooperativa La Mandorla, e mi ha fatto scoprire che in Sicilia produciamo le mandorle. Come? Tantissime. Questo è un territorio particolarmente vocato alla coltivazione della mandorla e qui ci troviamo su 50 ettari, ma tu mi dicevi che la cooperativa insiste anche su altri 250 ettari, quindi... No, la cooperativa insiste su di più di 1000 ettari. Ah, quindi proprio su un'estensione enorme. Sì, perché siamo più di 100 soci. Diciamo che tutti i soci andiamo sui 2000 ettari. Caspita, 2000 ettari di produzione di mandorle. La tua, Rocco, è una storia molto particolare, perché tu hai sempre avuto questo legame con questa terra, con la nostra terra, ma circa 10 anni fa capisci che andava fatto un investimento serio e importante sulle mandorle. Sì. Me l'ha fatto capire il mio suocero, che era un grande lui sulle mandorle. E allora lui mi diceva sempre: piantiamo le mandorle sono le ciancianedde d'oro. Le ciancianedde d'oro, sì, che sì, bello, sì. Bellissimo. E questa cosa me l'ha inculcata e io l'ho seguito. E oggi ho fatto un'azienda di 300 ettari, 250 ettari a mandorleti e 50 ettari ad oliveti. Quindi diciamo una è praticamente la mandorla che siamo abituati a gustare, anche quella che utilizziamo negli snack, e l'altra invece è quella che ci dà questi preparati e questi trasformati formidabili che rendono la pasticceria siciliana, ma io poi aggiungo la pasticceria italiana, assolutamente formidabile e straordinaria. Capisco dal fatto che tu mi dici che già hai ristrutturato qualcosa, che hai in mente comunque di ristrutturare, che il sostegno della regione è un sostegno importante. Il sostegno della regione, se uno i soldi li spende in direzione giusta, riesce a fare delle cose belle. E qua si vede. E si riesce anche ad andare avanti. Non che i giovani stanno prendendo tutte le strade che vanno al nord, quando hanno qua il miglior territorio al mondo. Guarda, lo diciamo sempre, questa trasmissione, caro Rocco, vuole proprio raccontare questo e vuole dire in tutto e per tutto che qui abbiamo il miglior territorio al mondo e dobbiamo però imparare ad amarlo, a conoscerlo, come vi dico sempre io, e poi anche ovviamente a metterlo a frutto. Giovanni Gueli è l'agronomo della cooperativa La Mandorla e con lui cerchiamo di capire, per primo io meglio, ma di spiegare a tutti voi cosa vuol dire una coltivazione al 100% biologica. Giovanni. Sì, allora coltivare al 100% biologico significa coltivare e quindi fare agricoltura in maniera naturale, sfruttando appunto la fertilità del suolo in maniera naturale, non utilizzando prodotti di natura chimica e quindi antiparassitari sintetici o comunque possono nuocere appunto alla salute del consumatore, certo. E quindi si punta appunto ad avere un'agricoltura che sia quanto più naturale possibile e quindi esente da tutte quelle che sono appunto i prodotti che possono creare delle contaminazioni.
conclusione più bella, soprattutto per me, per questo racconto non poteva esserci, perché poi, come vedete, tutto quello che vi abbiamo raccontato finisce sulle tavole di chi ama questo prodotto in giro per il mondo. Sono in compagnia di Gianluca Carmiciano, che è tecnico amministrativo della cooperativa La Mandorla. In buona sostanza adesso a te tocca raccontarci, una volta che la mandorla viene raccolta, arriva qui, e qui cosa succede? La viene conferita dai soci, dove noi poi facciamo un vaglio dettagliato, diciamo, della mandorla, e viene stoccata sia per varietà che per singolo socio. Questo fa sì che possiamo dare una tracciabilità al prodotto, dalla pianta fino al consumatore finale. E questa è la filiera virtuosa che ci è piaciuto raccontarvi oggi, proprio qui nel cuore della Sicilia, con la mandorla siciliana, grazie agli amici della cooperativa. Ovviamente il racconto continua, ma subito dopo che ho mangiato questa meraviglia restate sempre sintonizzatissimi con noi e con Isola Verde, la Sicilia che produce, la Sicilia da gustare. Buonissimo, state con noi. Sono con lo chef Lillo De Fraia. Ma perché questo chef che è cavaliere, ufficiale, c'ha record su record, ma il record a casa forse non tutti lo sanno, ci diciamo qual è? Allora, io ho 6 record, tra cui l'ultimo è quello del cannolo, che ho fatto a Caltanissetta, e praticamente abbiamo anche la traccia, visto la leggenda, abbiamo trovato anche le tracce di positività, a partire da questo grano. Questo è il Maiorcone, quindi è un ibrido della Maiorca, un infestante, che in realtà c'è sempre stato, solo che è stato raccolto a toto perché il mulino compra spighe. Per cui adesso l'abbiamo selezionato, e la farina per fare i cosi duci, anticamente, l'ho trovato nel ricettario di queste monache, era quello per fare i cannoli. Quindi è la farina di Maiorca per fare i cosiduci. Però qui mi sembra che abbiamo un dolce che ha una dedica un po' particolare. Io praticamente l'ho dedicato ai minatori e ai carus, che non hanno avuto la fortuna di vivere in questo mondo, almeno l'hanno vissuto per pochissimo tempo. Però la fatica, perché i zolfatai andando giù non sapevano se ritornavano, e tanti non ritornavano, poveretti. Allora io ho fatto questa colata che poi è il giallo, che è l'acre anche dello zolfo. Diciamo poi c'è questo sorbettato che alla fine lascia la bocca, perché c'è un coagulante, lascia la bocca pulita, la soddisfazione di aver fatto la giornata salendo, farsi il segno della croce davanti, diciamo, alla bocca della miniera, perché hanno portato qualcosa, un po' di pane per la famiglia. Questa è la cosa importante, con tanta fatica e con tanto pericolo. Questo le fa onore perché insomma il ricordo ci deve essere sempre, deve essere vivo. Quindi lei è un minatore, come si chiama? Oddio, diciamo, mi chiamo Sergio Leprini. Sono uno dei cosiddetti continentali venuti nella varie miniere di zolfo presenti nel territorio, e in particolar modo anche le miniere di sale potassico. Questi dolci presentati danno un senso di nostalgia perché richiamano quello che effettivamente era il lavoro, il grande lavoro, il lavoro su cui queste persone entravano all'interno di questi cunicoli, dico io, va bene, su cui non sapevano nemmeno se sarebbero potuti ritornare fuori. In virtù di che cosa? Di incidenti che succedevano quasi all'ordine del giorno, incidenti tra l'altro mortali. Io la ringrazio, siete stati gentilissimi, questo è un bel omaggio che fa al mondo delle miniere, delle persone che hanno lavorato, e il ricordo di persone che oggi non ci sono più. Quindi grazie chef, grazie a lei per la sua testimonianza, e noi continuiamo per questa meravigliosa tavolata. Il
Il racconto di oggi di questo luogo meraviglioso comincia proprio incontrando il direttore, che è il dottor Emilio Giudice. Direttore, buongiorno, benvenuto a Isola Verde, grazie per la disponibilità. E voglio cominciare raccontandovi che questo luogo meraviglioso non è soltanto un luogo che appartiene anche geograficamente a Gela e ai gelesi, ma è un progetto molto più ampio, direttore, che ci fa capire come e quanto questo possa veramente essere un avamposto di importanza fondamentale in un concetto molto più grande di un progetto che è un progetto europeo. Lei ha usato una parola, avamposto, che dà un po' un senso di militare. Beh, è così in qualche modo, perché qua dagli anni '80 ci battiamo per far rientrare il concetto di ambiente, natura in un territorio un po' ostico, diciamo. Complicato, diciamo, un territorio un po' complicato. Però per aprire l'orizzonte e far capire che in realtà sono successe tante cose negli ultimi 30 anni, qua vi posso far vedere un dettaglio, ad esempio, di questa mappa europea, dove si vedono tanti puntini. Quello si chiama progetto di rete Natura 2000. Cos'è? È il progetto delle aree protette che l'Unione Europea si è dato. Quindi far capire che non è un piccolo progetto. Ora, tutti quei puntini che vedete in futuro dovranno essere uniti, ma non sulla carta, nella realtà. Sostanza, quindi bisogna creare natura, bisogna costituire nuova natura dove magari non c'era più perché l'abbiamo distrutta. Ci rendiamo conto, direttore, che siamo all'interno quindi di un progetto molto grande, molto importante, ma io vorrei fare un attimo un passo indietro, vorrei parlarvi un po' anche della storia di questo luogo che si lega a stretto filo e a doppio nodo con la storia del direttore, che è qui veramente da tantissimi anni. E le dico immediatamente, così d'amblè, l'uomo della strada come me pensa: ma è possibile che ci sia una riserva naturale orientata nel luogo che storicamente, soprattutto 30-40 anni fa, era il luogo del petrolio? Anche questa è stata una battaglia da affrontare e da vincere. Ma la mia vocazione nasce perché nasco in una città del petrolio. Io non ho conosciuto Gela prima, ma avevo solo i racconti di com'era prima. E i miei ricordi sono le fughe, da bambino andare con i fazzoletti davanti al naso e scappare perché c'era la paura delle esplosioni. Questi erano i miei ricordi, quindi per questo la mia vocazione era di fare qualcosa. Quando mi sono reso conto di quello che avevamo, fare qualcosa per questa terra dove vivevo, e quindi ho dedicato in qualche modo la mia vita. Direttore, ci siamo addentrati all'interno di un casale che è stato restaurato e restituito quindi a tutti noi. Questo è il Symbolum della Casa del Lago Alato, ed è un'occasione in più, no, per conoscere meglio questa storia, per restituire questa storia a tutte le persone, perché qui veramente attraverso tutto quello che troviamo e tutto quello che vediamo si racconta la storia del luogo dove ci troviamo. Il centro visita ha questa funzione magica di sintetizzare tutte quelle storie che si vanno dalla storia alla geologia, anche biodiversità, fino alle leggende, perché qua c'è la leggenda. E alla fine che si esce da qui a tutte le informazioni. In realtà uno dovrebbe venire prima qui, certo, e poi andare fuori, perché si rischia di perdere molti dettagli, molte informazioni, che qui invece sono ben definite, con storie raccontate, perché ovviamente anche i testi che ci sono sotto forma di un racconto. È un racconto che ovviamente poi ci affascina e ci prepara a tutto quello che vedremo fuori. A proposito di leggende, perché a me piacciono anche moltissimo le leggende, da questa parte si racconta la storia di della Biddina. Della Biddina. La Biddina è nell'immaginario popolare, è un serpente che mangia gli uomini, divora. E in realtà è una leggenda che, non ci ricordiamo quella di Loch Ness, famosa, ma in realtà in tutto il mondo, dove ci sono zone umide, si raccontano storie simili. Direttore, però qui, in un luogo nel quale veramente le specie vengono, trovano, o forse è meglio dire trovavano una casa ideale, oggi si sta affrontando un'emergenza molto grave, che è l'emergenza siccità. Un dato su tutti che a me mi ha allarmato e mi ha anche lasciato un po' sgomento è quello che vediamo alle nostre spalle. Proprio lì, quella striscia che vediamo più chiara, quindi all'incirca 4 metri rispetto all'affioramento dell'acqua del lago, è dove dovrebbe stare il livello dell'acqua del lago, quindi siamo 4 metri sotto livello in questo momento.
È un problema grosso enorme, che quest'anno è stato più forte degli altri anni e quindi il lago non si è prosciugato del tutto, però non è una condizione normale, quindi questa situazione a livello della biodiversità, la riproduzione degli animali è uno stress enorme. In più si rischia anche che nel futuro questo livello continui a scendere sempre di più fino a prosciugarsi. E devo dirvi che la prospettiva salverà questa terra. Io sono ottimista e oggi abbiamo avuto il racconto di un uomo di grande prospettiva, di un uomo che veramente dal secolo scorso, mi permette di dirlo, si è battuto per questi luoghi che lui conosceva già quando era ragazzino e che li ha fatti diventare propri, e che attraverso tanti sforzi è riuscito a mettere di epoca in epoca, di anno in anno e di generazione in generazione dei semi che ovviamente sono dei semi che ci fanno ben sperare per il futuro. Direttore, grazie veramente per l'ospitalità. Grazie per il lavoro che fa ogni giorno e qui in uno dei luoghi più belli di Sicilia, anche perché si trova in Sicilia. Questa è la Sicilia che produce, questa è la Sicilia che ci emoziona. Questa è Isola Verde. Sono con il docente del tecnico agrario Leo Tuppoduro e Carmelo Locurto, che ci racconteranno una parte dell'agrario che esiste anche nell'istituto alberghiero, quindi si divide in due branche, e poi ci farà anche un bel cocktail, mi sembra. Sì, Giovanni Leo Tuppoduro, sono un docente del tecnico agrario, sono il referente di sede, porto i saluti della dirigente scolastico Laura Zurli, assente per motivi istituzionali. Noi abbiamo una bellissima realtà, è un istituto storico che nasce già nel 1943, proprio per la vocazione agricola del territorio. Abbiamo un'azienda di circa 70 ettari, produciamo diversi prodotti a chilometro zero e cerchiamo di trasmettere ai ragazzi l'amore per il territorio, l'amore per l'agricoltura, l'amore per un'agricoltura innovativa, un'agricoltura sostenibile, un'agricoltura anche innovativa da un punto di vista di attrezzature e di rispetto del territorio e dei prodotti stesso. Questo mi fa molto piacere, ma intanto mi fate vedere come iniziamo a fare questo cocktail. Allora, l'allieva Alessi Giambarresi sta facendo un cocktail sferificato utilizzando un cocktail molecolare dell'arginato di sodio e del carbonato di calcio per creare un drink beverino e fresco. Io sono dell'IS di Rocco, istituto alberghiero del quale mi forgio di appartenere, mi occupo delle attività esterne ristorative e cerco di motivare il più possibile i nostri allievi, perché il nostro mondo è un mondo bellissimo, un mondo dinamico, ricco di attività, di contatto con la gente. Allora, questo è un prodotto che chiaramente è presente sul territorio, questo è un prodotto meraviglioso che è ricco e carico di nutrienti eccezionali, ma sfido chiunque a sapere come si chiama questa parte interna del melograno. Come si chiama? Deve rispondere lei. Devo rispondere io, perché non lo sanno tutti. Quella si chiama loggia, perché alloggia il frutto, praticamente la melograna. Noi qui a Serra di Falco abbiamo questa eccellenza, che è l'azienda di un giovane, Gabriele Butticè, che ha voluto scommettere proprio sul melograno, e devo dire che in 7 anni di vita questa azienda ha raggiunto già livelli internazionali, perché produce tutta una serie di prodotti in purezza che sono molto apprezzati sia nel mercato nazionale che internazionale. Meraviglioso, meraviglioso. Grazie, perché questi ragazzi fanno bene. Tu sei stata brava, mi raccomando, continua così, sempre impegno. Ma io adesso devo passare alla mia spalla, Gianni Giardina. Io finalmente ti ritrovo e questo mi fa piacere. Però adesso vedo che tu mi hai portato 4 bicchieri. Come mai? Perché tu ovviamente giri il mondo per fare degustazioni, per campionati, insomma hai una cultura veramente incredibile. Il mondo del vino, qui vedo che c'è anche dell'uva, ma che uva è? Oltre ai bicchieri, e poi mi spieghi un po' per le persone che ci stanno seguendo che cosa succederà. Allora, siamo intanto in provincia di Caltanissetta, quindi nel cuore della nostra isola, e in questo territorio ci sono 3 DOC
al limite, diciamo, dei confini con altre province. C'era solo di Vittoria con il comune di Gela, poi abbiamo Vallelunga con la DOC Contea di Sclafani e addirittura c'è una DOC nella provincia sempre di Caltanissetta che abbraccia l'intero comune di Riesi, quindi 3 DOC importanti dove si producono vini di altissima qualità. Oltre a questi vini facciamo anche dei vini d'altura perché il Caltanissetta, la provincia di Caltanissetta ha una parte nell'entroterra, quindi media collina, dove si coltivano ottime varietà autoctone tipo il catarratto e ci sono aziende che fanno appunto dei catarratti particolari, soprattutto anche vini bianchi di pronta beva, ma anche vini, diciamo, frizzanti e spumanti. Gianni, per quanto riguarda l'uva, abbiamo parlato di Italia. Esatto, per quanto riguarda l'uva da tavola siamo proprio nel cuore dell'IGP Uva Italia di Canicattì, che abbraccia sia la provincia di Caltanissetta che Agrigento, e Serra di Falco è un territorio molto vocato all'uva da tavola, che è un'uva che è stata, diciamo, prodotta, sperimentata da un genista che si chiamava Alberto Pirovano, da un incrocio di 2 uve, che era il Bicane che dava la consistenza e il Moscato d'Amburgo che gli dava la finezza olfattiva. Ci fai una piccola carrellata e spieghiamo agli amici a casa quale scelta devono fare di bicchiere? Allora, a rigore ogni tipologia di vino necessita del suo bicchiere, perché si devono cercare di far sprigionare le caratteristiche di pregio. Per esempio, per lo spumante si utilizza un bicchiere molto stretto e lungo per fare notare il fenomeno che si chiama perlagi, cioè le bollicine che dal basso salgono verso l'alto quando si apre la bottiglia. Più piccole sono, più è la durata di questo fenomeno, migliore è la qualità del prodotto. Quindi un bicchiere del genere ti permette di visionare meglio il prodotto dal punto di vista visivo. Prendete nota a casa, mi raccomando. Per quanto riguarda i bianchi invece dobbiamo cercare di captare le sostanze odorose, quindi il bouquet, gli aromi primari e secondari, e quindi ci vuole un bicchiere del genere, un bicchiere che ha la forma del tulipano, molto ampio, che concentra nel centro appunto gli aromi, questi aromi che si sviluppano dal chimismo della fermentazione, odori di fruttato e di floreale, quindi un tulipano ampio. Poi abbiamo un altro bicchiere che è meraviglioso. Questo è il ballone, questo per i rossi, perché i rossi sono stati imbottigliati da qualche tempo, devono sprigionare gli aromi, in questo caso terziari, e necessitano di un'ampia superficie a contatto con l'aria. Questo bicchiere panciuto permette appunto questo scambio gassoso per notare di più questo bouquet, soprattutto il terziario che si sviluppa. Quindi ogni vino nel suo bicchiere, e poi alla fine nei concorsi internazionali dove partecipo si utilizza questo bicchiere, che è un bicchiere tulipano piccolo, si chiama ISO, standardizzato, che va bene per tutte le tipologie. Il bicchiere fa la differenza, provate voi ad assaggiare dei prodotti in bicchieri diversi, un bicchiere di plastica, un bicchiere tulipano o un bicchiere ballone. Quando andate a valutare il prodotto, soprattutto dal punto di vista olfattivo, noterete caratteristiche diverse. Quindi nei concorsi internazionali si utilizza lo stesso strumento, questo bicchiere che è standardizzato, che ha una dimensione ben precisa, che permette appunto di osservare sia il fenomeno del perlage, ma soprattutto l'aspetto olfattivo, perché ha la bocca stretta e quindi concentra i profumi al centro. Io ti ringrazio come sempre, ma andiamo, proseguiamo e grazie. Amici di Isola Verde, oggi vi presento un uomo veramente straordinario. Ho già avuto modo di parlare con lui, ma adesso arriva il momento di presentarvelo. Siamo a Butera, all'oleificio Migliore, e lui è Raffaele Migliore. Raffaele, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Grazie per aver accettato di partecipare a Isola Verde e di raccontarci un po' questa vita straordinaria che lei vive. Grazie a voi di avermi dato anche questa possibilità di presentare
il nostro frantoio. Noi dobbiamo raccontare le eccellenze siciliane e le raccontiamo oggi raccontandovi intanto la storia del nostro nuovo amico Raffaele, perché diciamo che da 4 generazioni la famiglia Migliore fa l'olio buono, e diciamo che la vera impronta all'azienda la dà lei all'incirca 20 anni fa, 21 anni fa, 22 anni. Quando lei decide di fare diventare questa azienda sempre più grande e sempre più importante. Come le viene in mente questa idea? Niente, in mente mi viene che allora c'erano i PSR che si presentavano i progetti. Ho detto, ma vorrei fare qualcosa nella mia azienda, cosa mi manca? Ecco, la frutta ce l'ho perché facevo frutta e continuo a farla. L'uva da mosto la faccio, penso che ci dobbiamo spostare sugli oliveti, che è una pianta secolare, una pianta millennia, che ha una storia e che può dare un frutto alle nostre generazioni sempre di più. Allora ho detto, faccio un progettino su un nuovo frantoio e dare un servizio anche al territorio, che per me è importante. E ecco, ho incominciato così, a livello familiare. Ho fatto il primo frantoio che mi faceva circa 12 quintali ora. Però sinceramente vedevo che i clienti che venivano era tantissima. Dopo 4-5 anni l'ho cambiato. E ho cambiato uno di 18 quintali, ma ho ritornato di nuovo alla stessa base. Non era cambiato, perché la richiesta aumentava. La richiesta aumentava. Oggi questo quanto fa? E sono passata a un decanter che è onestamente quasi l'ultima generazione dell'Alfa Laval, che fa quasi 70 quintali ora. Mamma mia. Allora ho detto, ecco, ora ci siamo, possiamo lavorare 12 ore al giorno, no 16 ore. Certo. E così ho fatto. Ho dato anche un valore aggiunto in più anche all'olio che facciamo, perché ancora meglio. Quindi dal raccolto alla molitura 12, massimo 24 massimo ore. 24 per dare un valore aggiunto Certo. all'olio. Proprio 2 anni fa, se non ricordo male, al Sol a Verona, in seno al Vinitali, lei si è tolta una gran bella soddisfazione, perché le hanno chiesto di partecipare a un concorso con tanti altri oli italiani, e lei per quel concorso non è che ha preparato un olio particolare pensando devo presentare quest'olio al concorso, ma ha fatto degli assaggi con sua moglie e ha scelto uno degli oli della sua azienda che riteneva opportuno per presentare al concorso. E che succede? Una cosa straordinaria per un motivo molto molto importante, perché io quell'olio non l'ho scelto, l'ho preparato prima per farlo gareggiare. Io l'ho scelto di una vasca a caso, nel senso che l'ho assaggiato, abbiamo fatto un giro io e mia moglie e abbiamo assaggiato degli oli, abbiamo detto tutti e due dobbiamo far assaggiare questa vasca. Perché secondo me è quello buono. Era un ammasso uguale come a tutte le altre vasche. Ecco, io dico, quando poi mi è arrivata la notizia che ho vinto il secondo premio al Avete Sole, capito? Ha vinto il secondo premio al Sol. Il secondo premio al Sole è stato molto importante. Non perché soltanto ho vinto quell'olio, ma perché è stato fatto gareggiare un olio di una vasca uguale agli altri. Mi ha dato un po' di valore aggiunto nell'assaggio, oltre niente, perché non è che avevo fatto analisi chimico, agronolettiche, era soltanto l'assaggio mio e di mia moglie. Questo fa capire che qui la qualità è sempre altissima per tutti. Un'altra cosa molto bella che voglio raccontarvi a proposito del nostro amico Raffaele è non solo che questa è un'azienda familiare, quindi ci sono i suoi figli, ci sono i suoi nipoti, ma che lei da sempre crede moltissimo nella rete. Lei crede che soltanto in rete, soltanto collaborando, aiutandosi, scambiandosi esperienze, i siciliani possano veramente migliorare tutti insieme. Vero, su questo è la cosa molto più importante che qualcuno ancora non vuole capire, ma il valore aggiunto a tutte le aziende lo dà soltanto se siamo messi insieme. Io vi racconto un flash un po' di quando sono stato eletto presidente di questo OP a Ippolivo. La Ippolivo allora, quando ci sono stato presidente io, non faceva tanto ammasso e una produzione dei produttori. Oggi siamo arrivati veramente a una rete molto importante. L'anno scorso abbiamo fatto 5 milioni di euro questo OP, soddisfattissimo per tanti punti di vista, ma la cosa bella è una, che tutto l'olio che viene ammassato in questo OP, e siamo associati a Bitondo come una rete grande commerciale che siamo presenti in tutto il mondo. Che bello, quindi Sicilia e Puglia collaborano in questo caso. E Calabria, tutti collaboriamo insieme, ma siamo presenti in tutto il mondo. Siamo al Cenero, se voi vedete la bottiglia al Cenero, c'è anche l'olio mio lì dentro.
Che bello! C'è anche l'olio dei produttori associati a questo P, che è fondamentale. Ecco perché dico dobbiamo associarci, perché se siamo messi insieme siamo una forza. Possiamo decidere quello che dobbiamo fare, ma se siamo da soli non andiamo da nessuna possiamo parte. andare soltanto in piazza a prenderci il caffè. Raffaele, grazie. Allora, oggi vi abbiamo fatto un racconto bellissimo, un racconto di siciliani e di sicilianità, e questo è quello che facciamo a Isola Verde. Noi vi raccontiamo la parte più bella della nostra terra, anche quando questa parte finisce dentro una bottiglia d'olio, come queste che tengo fra le mani. Il racconto di oggi continua, tra non molto, restate con noi. Allora, Assessore, noi qua abbiamo una meraviglia, il pane arso, che ovviamente se tu vai in qualsiasi panificio è difficile trovare, però qua si trova. Sì, c'è un nostro panettiere che ha fatto questo tipo di pane, perché il pane arso è un po' particolare. Prima amici il particolare, Gianni, sì. Tu intanto inizi a stappare, così io mi faccio raccontare questa bella storia. Va bene. Il particolare è le spighe di grano, che quando viene raccolto i contadini che bruciavano e questo, le spighe rimaste venivano prese e poi macinate e si faceva questo pane scuro. Perché quindi le spighe bruciavano i campi, sì. le spighe che rimanevano poi venivano lavorate e sì. Da là si ricavava questo pane. Vediamo Gianni, caro Gianni, il pasticcere. Sì, allora parla Giuseppe. Il panificio Il Casereccio sponsorizzo il mio prodotto dicendo che questo è un tarallo fatto, diciamo, artigianalmente da noi, che il periodo proprio del tarallo è i morti, proprio il nostro periodo. Calcola che è fatto, diciamo, con zucchero e limone, quelli bianchi, e l'altro cacao e zucchero. Diciamo, è un dolce antico che viene, diciamo, molto valorizzato per il nostro paese. E caro Gianni, lui ha fatto sta bella spiegazione. Produce questi prodotti meravigliosi, questi dolci, ma col dolce che cosa ci abbiniamo? Allora, noi abbiniamo un vino particolare, col Nero d'Avola si fa anche un passito, ci sono aziende qua nel territorio nisseno che fanno un passito addirittura di Nero d'Avola, perché con il cacao sono pochi i vini che si possono abbinare e questo è un passito di Nero d'Avola, quindi abbiniamo un passito di Nero d'Avola della terra appunto nissena. Allora versiamo. Mentre tu versi, io ringrazio tutti i produttori, l'istituto alberghiero, tutte le persone che stanno in piazza, che nel momento in cui faremo il brindisi, se ci volete fare anche un applauso, non costa nulla, e al sindaco con tutta la sua squadra. Grazie, siete stati meravigliosi, avete un territorio altrettanto accogliente e meraviglioso, quindi grazie di cuore. Grazie a voi, grazie alla mia squadra, perché da soli non si arriva da nessuna parte. Salute! Salute! Oggi arriva tra Niscemi e Gela, nel dettaglio proprio nella piana di Gela, dove vi racconteremo una storia molto virtuosa. Pensate, questa è una riserva naturale privata, si chiama Geloi Wetland ed è stata un po' di tempo fa presa in carico dai tedeschi, che hanno deciso di affidarla alla gente del luogo. Oggi incontreremo proprio due ragazzi formidabili, loro si chiamano Marco e Maurizio e ci racconteranno come attraverso la loro associazione, la Cicogna Bio, stanno rilanciando questa parte di territorio siciliano assolutamente formidabile. Questo è il racconto della Cicogna Bio e di Geloi Wetland. Qualche goccetta d'acqua benedice il nostro incontro di oggi. Ci troviamo nella piana di Gela, Isola Verde. Oggi vi racconto un'altra delle storie meravigliose che ormai vi abbiamo abituato a conoscere con la nostra trasmissione. Intanto voglio presentarmi due nuovi amici. Marco,
Ciao, Piacere. benvenuto a Isola Verde, Maurizio, benvenuto Buongiorno. a Isola Verde. Loro sono Marco Crescimone e Maurizio Cilio e pensate, sono gli artefici di un sogno che praticamente diventa realtà, Marco, perché dicevo che qui ci troviamo nella piana di Gela, ma ci troviamo all'interno di una riserva naturale privata ed è un'iniziativa molto bella, molto interessante, perché Geloi Wetland, che è questa riserva di 200 ettari, ha fatto in modo che 70 ettari vengano gestiti da questi due giovani ragazzi siciliani con la voglia di tornare a far parlare la natura e a far vincere la natura in questi territori. Marco, raccontaci un po' questa esperienza, cosa è accaduto, cosa fate voi qui? Allora, noi qui abbiamo avuto in affidamento questi terreni e li abbiamo bonificati da tutto quello che c'era prima. Abbiamo recintato con paletti di castagno, tutto fatto bene, adesso gestiamo la parte agricola coltivando grani antichi e coltivando legumi. La vostra società ha un nome molto bello, molto evocativo, la Cicogna Bio, e proprio perché ci ha colpito questa cosa mentre arrivavamo qua con i mezzi di Isola Verde, sono tantissime le cicogne che nidificano in queste zone, quindi il vostro obiettivo, Marco, è anche quello di creare un habitat quanto più accogliente per queste cicogne. Infatti noi facciamo agricoltura, io la chiamo agroecologia, quindi tuteliamo anche la fauna selvatica che abbiamo in questo posto. Queste zone sono state definite un po' dai tedeschi, me lo diceva prima Maurizio, l'autogrill delle cicogne, no? Perché è una stazione di sosta nel viaggio migratorio delle cicogne che poi vanno verso l'Africa e continuano il loro lungo viaggio, quindi qui veramente devono trovarsi a proprio agio. Certo, infatti ci sono degli acquitrini dove possono sostare, dove possono rifocillarsi e qui fanno anche dei nidi, quindi nidificano anche qui. Da questa parte vediamo degli arbusti ancora molto piccoli, perché voi siete tornati a piantumare tantissimi alberi autoctoni di questi territori e di fronte a noi invece arriveranno i grani antichi, i semi antichi, ma non solo, anche l'opportunità, proprio per dare opportunità al terreno di poter essere sempre attivo, dei legumi. È una gran bella iniziativa questa. Infatti abbiamo deciso proprio nelle zone che magari ci viene difficile coltivare di piantumare questi alberi proprio per dare questa riforestazione di una zona che ormai gli alberi sono stati bruciati tempo fa, sono stati estirpati. Noi vogliamo rimettere anche noi riforestare, rimettere degli alberi. Restituire la natura a questi luoghi. Natura, sì. La nostra conversazione continua tra un po', perché adesso con i miei due nuovi amici Marco e Maurizio ci spostiamo all'interno di un'altra zona della riserva Geloi Wetland, che tra l'altro ha un nome molto bello, no? Perché Geloi credo fosse proprio il nome della contrada, Wetland significa zona umida, ecco perché ritorniamo veramente a parlare di cicogne che hanno bisogno di questi microclimi per poter stare assolutamente a loro agio, per stare assolutamente bene. Il racconto di Isola Verde oggi con qualche goccia d'acqua continua. Continua il racconto oggi qui a Geloi Wetland grazie agli amici della Cicogna Bio e adesso parliamo un po' con il mio nuovo amico Maurizio, perché Maurizio è molto bella anche la vostra storia. Voi in realtà non vi conoscevate, o perlomeno vi conoscevate perché entrambi siete della stessa città, dello stesso paese, e tu prima facevi un mestiere totalmente diverso da questo, no? Sì, assolutamente. Un tipo di agricoltura interpretata in maniera diversa. Sì, io sono un ex produttore di carciofi locale e quello che facciamo oggi qua è tutto l'opposto di quello che facevo prima, perché prima facevamo agricoltura intensiva, invece qua siamo tutto l'opposto, perché siamo per la biodiversità e il biologico, quindi sì, è totalmente l'opposto. Tu mi dicevi una cosa bellissima, piantare un albero significa... Sì, significa mettere al mondo della vita, quindi fra 40 anni passerà qualcuno che probabilmente io magari non ci sarò più, speriamo di no, però qua ci sarà la tua traccia. Ci sarà una traccia mia, sì, e questo lo facciamo in continuazione tutti i giorni, è una cosa che ti soddisfa. Tra l'altro qui alle nostre spalle c'è questo laghetto, che è un laghetto artificiale, che devo dirvi è molto bello, ma fino a qualche istante fa, prima che noi arrivassimo con il nostro operatore e con le telecamere, era popolato da tante specie di volatili, perché Sì. anche questo è un punto d'appoggio importante per la fauna del luogo. Sì, perché vengono qua a soggiornare, a nutrirsi, a bere e poi anche soprattutto anche per gli appassionati
qua possono fare birdwatching. Sì, abbiamo visto ci sono anche le postazioni da birdwatch, tu mi dicevi che vengono abitualmente con le loro macchine fotografiche, con i loro cannocchiali. Un'altra cosa che mi ha particolarmente colpito di questa zona, lo dicevamo con Marco ma lo dicevo anche con Maurizio, è che qui stanno spontaneamente da un po' di anni a questa parte crescendo delle erbe che non crescevano in Sicilia da tantissimi anni e che sono solo qui in questo momento. Sì, perché dove ci troviamo noi ormai da 8-9 anni che è lasciato incolto e non c'è stato fuoco e non usiamo disturbanti, e questo fa succedere questo, che escono dei semi, gli uccelli portano dei semi e prosperano in mezzo alla natura. Torniamo a parlare di un ciclo vitale che è un ciclo virtuoso. Maurizio, grazie infinite per questo racconto. Marco, grazie veramente. Noi ovviamente facciamo i nostri migliori auguri alla Cicogna Bio e vi diciamo che queste sono le realtà siciliane che meritano di essere raccontate. In questo caso una riserva naturale, privata, quindi veramente grazie ai tedeschi che hanno avuto la voglia di investire in questo luogo e quindi intanto vi hanno affidato questi 70 ettari, noi ci auguriamo che ve ne affidino sempre di più visto l'ottimo lavoro che state facendo di bonifica e di rivalutazione di questi posti. Il nostro racconto continua.